Buonasera e ben trovati amici dell'Hockey Pista qui al Dorando Petri. Questa sera i ragazzi di Mirko Bertolucci affronteranno i cugini della rotellistica Camaiore. Un saluto dalla regia rappresentata dal Fido Luis Carrieri. Io sono Paolo Lazzarini. Ancora i ragazzi del Camaiore non sono entrati in pista, lo stanno facendo ora, c'è un po' di attesa. Passiamo ora alle formazioni. Per la Pumas, Thomas Mechini in porta, Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Simone Bigatti, Oscar Alberto Mora Paceco, Giovanni Pesavento, Nicola Spezzini, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri, Gabriel Dal Torrione, allenatore Mirko Bertolucci. Per il Camaiore, Tahiti in porta, Davide Motaran, Mattia Raffaelli, Nicolò Matugini, Andrea Cagliumi, Matteo Pardini, German Reinuba Balestrero, Bruno Alonso Moreno, Giacomo Maremmani, Marco Bandieri, allenatore Alberto Orlandi. E Pumas ancora la terza giornata a punteggio pieno, è reduce da un 8-1 con il Prato nella prima giornata e nella seconda ha rimediato un agevole 6-3 in un derbissimo contro la SPV. Intanto si sono schierati i ritardatari giocatori del Camaiore. Arbitro della serata Matteo Fermi, assistito da Luca Molli. Quasi pronto, quasi tutto pronto per questo avvio. Le ultime indicazioni ai rispettive formazioni. Tanto si procede alla prova della pallina. Temperatura rigidissima questa sera al Dorando Petri, sia fuori che dentro. Tanto prosegue la scelta della parte delle due squadre. Tutto pronto, già fatto. Sono in onda. Tanto sono pronte a schierarsi le rispettive squadre. Nonostante le rigide temperature c'è comunque una buona cornice di pubblico, data anche la vicinanza dei cugini camaioresi. Ecco un primo tempo fra i giocatori. Ancora prosegue il riscaldamento, bisogna far fronte a queste basse temperature, lo ripeto. Quasi tutto pronto, è quasi tutto pronto per l'inizio gara. Il portiere Tahiti si sta sistemando l'attrezzatura, già pronto invece il suo omologo Mechini. E le ultime indicazioni di rito da parte di mister Bertolucci. Una partita durissima, la rotellistica quest'anno sarà probabilmente una delle più importanti candidate alla vittoria del girone, anche al netto del neoacquisto Motaran, uomo di esperienza,
voluto da Alberto Orlandi in quel di Camaiore, ed è un roster di tutto rispetto. Abbiamo praticamente in pista 3 giocatori, non includo l'argentino Alonso Moreno perché non ha mai giocato in Serie A, ma comunque è di livello A1 sicuramente. Abbiamo praticamente, lo dicevo, 3 giocatori di A1 in pista, quindi una squadra candidatissima alla vittoria del girone. Sì, ancora gli ultimi saluti, è tutto pronto. La rotellistica schiera: Tahiti in porta, Motaran, Pardini, Alonso Moreno e Maremmani. Per la Pumas, Thomas McKinney in porta, Cardelli, Carrieri e Marchetti e Pezzini. Già un tiro deviato con prontezza da Thomas McKinney, tanto Alonso Moreno fa possesso nel retroporta, giocatore dotato di un grande dribbling, di un dribbling lubrificante, grande controllo della stecca. Tanto perde la pallina Maremmani, la recupera Pezzini, imposta per i suoi, si invola sulla destra a gran velocità, è braccato fallosamente da Maremmani. Aveva battuto la difesa della rotellistica Camaiore, poteva presentarsi pericolosamente alla corte di Tahiti, ma è stato messo giù da Maremmani. Tanto ancora Pezzini sulla battuta a ricevere Carrieri, va a girare nel retroporta, cerca un filtrante, non lo trova, decide di ragionare con un retropassaggio per Marchetti. Marchetti sfrutta il blocco, poi lascia la pallina a Cardelli, subisce la pressione di Motaran. Cardelli ma è tenace nel possesso palla, poi appoggia Pezzini nel retroporta che risale, retropassaggio a dare il respiro alla manovra per Marchetti che si invola sulla sinistra, poi spara via la pallina, tiraccio che si stampa sul dorso di Carrieri. Tanto Pezzini 3 contro 3, cicca il controllo Cardelli, poi Motaran suggerisce in all'avanti per Pardini, pressato da Marchetti, poi raddoppiato da Carrieri. Ottimo il raddoppio Viareggino. Porta palla Marchetti, apre per Pezzini sulla destra, poi si incrocia Cardelli, è altissimo il pressing della rotellistica Camaiore, chiede ordine dalla panchina Mirko Bertolucci. Marchetti appoggia a Carrieri che risale dall'area opposta, poi Alonso tiro deviato da una stecca fortunatamente per la difesa della Pumas. Tanto Cardelli, situazione di 3 contro 3, rientra poi Motaran, poi Marchetti si invola sulla destra e scivola, tutto regolare per l'arbitro Fermi. Maremmani, lancio lungo di sponda per Alonso che controlla ottimamente, poi gira volta e si accentra ma non riesce a dare l'ultima zampata di avanti a McKinney, veramente dotato di un dribbling ubriacante e di un passo bruciante. Poi Carrieri, tiro accompagnato pericolosissimo, parato da Tahiti, grandissima esecuzione, non l'ha vista partire Tahiti, gli ha praticamente sbattuto addosso senza che se ne accorgesse l'estremo difensore camaiorese. Per la precisione di Forte dei Marmi, ancora Carrieri si insinua, si oppone ancora Tahiti con i gambali, quindi Pumas pericolosa, poi testa a testa di Carrieri, lanciato in contropiede, reclamano dalla panchina in rigore, riparte Pardini, apre il Motaran che sbaglia il controllo, poi Pezzini, pericolosa in 2 occasioni con Carrieri la Pumas. Pezzini in profondità per Carrieri che risale, poi gestisce, apre per Cardelli sulla sinistra, fa inversione Cardelli e si accentra, subisce la pressione di Motaran,
poi apre sulla sinistra per ottimo il tiro al lato di 50 cm da parte di Marchetti. Poi Motaran, Pardini sulla sinistra, lascia la pallina a Alonso, ma c'è Maremmani, poi Maremmani si butta in avanti e trova un fallo con Mestiere. Caparbio Maremmani nella conquista di questa pallina, poi è andato a cadere. Pardini sulla battuta. Partita equilibrata, sì, qui forse qualche cosa in più per la Pumas, con due tiri in porta molto pericolosi eseguiti da Carrieri. Tanto Motaran si mette una mano per Alonso, poi ancora c'è rimorchio Pardini, nulla di fatto. Cardelli pressato, ora raddoppiato, serve Pezzini che non aggancia la pallina, riparte la rotellistica ma sbaglia l'apertura. Motaran si impossessa della pallina Cardelli, lascia la pallina a Marchetti che si invola sulla sinistra, poi perde aderenza con la pallina ma la recupera fortunatamente per la Pumas, va a girare in retroporta, retropassaggio per Cardelli nella propria metà pista, serie di finte, poi è debole il lancio, poi Pardini perde la pallina e ingenuamente la perde anche Pezzini con questo sottogamba che va a servire Motaran, che prende in controtempo Mechini sul palo opposto con questo potentissimo diagonale. Lo sappiamo, Davide è dotato di un tiro potentissimo. Ingenuità gravissima di Pezzini a metà pista con questo passaggio cieco dove nessuno dei suoi, più che un passaggio, se l'era allungata per aggiustarsela, ma ha trovato un Motaran pronto a bucare la difesa viareggina. E 1-0 per la rotellistica Camaiore. Peccato perché sin qua ai punti la Pumas aveva creato qualche cosa di più. Lancio deviato di Marchetti intanto, poi Motaran serve Pardini, lanciato in testa a testa contro Mechini che dice no, si allunga Mechini, pericolosa ancora la rotellistica. Poi Marchetti serve ottimamente Carrieri, poi decide di ragionare Cardelli. Cardelli ancora sfrutta una serie di blocchi, poi perde la pallina a favore di Pardini. Cambia tutto per Motaran, Pardini, poi tiro di Motaran deviato, sarà rimessa di seconda per la rotellistica probabilmente, sì. Pardini sulla battuta. Maremmani sfrutta il blocco, va a girare nella retroporta, alza la testa, poi a rimorchio in discesa Motaran, fa sdraiare Mechini, poi tira in seconda istanza e para ancora una volta Mechini. Marchetti sulla destra, lascia la pallina a Carrieri ancora per Marchetti, ora schierato nella retroporta, aspetta la discesa di un compagno, retropassaggio a dare respiro alla manovra per Pezzini, finte, poi appoggio a Cardelli a 3 metri e cerca un lob e c'è una deviazione alta, c'è una stecca alta, una stecca alta da parte di Motaran che vale il rigore per la Pumas. Oscar sulla battuta, l'attaccante cileno Oscar Mora.
palo, ottima l'esecuzione, sfortunato Mora, poi c'è questa interdizione di Motaran su Carrieri, prima occasionissima sfumata, tanto Motaran sulla sinistra, cambia tutto per Alonso, serie di finte per Alonso, sempre ficcante questo giocatore, poi Pezzini cade e subisce fallo e la situazione falli vede a 2 falli la rotellistica, ad un fallo la Pumas. Chiede la distanza l'arbitro. Cardelli fa possesso, poi per vie centrali scambia con Carrieri, tiro deviato poi da parte di Cardelli, riparte Maremmani, apertura di sponda per Bruno Alonso, poi sbaglia il controllo Motaran, spara via la pallina, se ne impossessa Carrieri, azione personale, scivola poi Carrieri, tanto Maremmani cerca di allungarsi la pallina per andare a concludere, ma decisione velleitaria da parte del maremmano che si era allungato troppo la pallina su questo controllo. Tanto Pardini sulla battuta, partita comunque apertissima, equilibrata, con buone occasioni per ambo i lati, per ambo le squadre. Tanto Pezzini, poi anticipato da Alonso, recupera Pardini, ora Pardini va a giocare una mano, perde la pallina, poi Carrieri a sua volta la perde facendo il sottogamba. Pezzini trova un ordine dalla panchina della Pumas di non forzare, poi Marchetti, Pezzini nella propria metà pista, sfrutta il blocco, finta di tiro, poi decide di tirare, respinge, tiro era molto potente ma sul primo palo è agevole la parata di Tahiti con il guantone. Poi Carrieri nel retroporta, Marchetti scende sulla destra, Marchetti ha il pertugio e ha cercato una specie di assist per Cardelli che però non si è fatto trovare il punto esatto, tiro centrale ancora di Marchetti, nessun problema per Tahiti, parte Bruno Alonso, serie di finte, scivola, chiede troppo a se stesso su questa pista poi che è molto scivolosa, ancora Alonso capabile nel recuperare la pallina, poi subisce la pressione di 2 Viareggini, e benissimo questo raddoppio difensivo che propizia la ripartenza della Pumas con Cardelli ora schierato nel retroporta, poi scivola Cardelli, niente di fatto per l'arbitro Fermi, fasi concitate, si lotta alacremente su ogni pallina, ritmi altissimi, squadre che si annullano con pressing asfissianti. 15 minuti e 50 secondi alla fine della prima metà, 3 falli per la rotellistica, ad un fallo ancora la Pumas, partita frizzante, equilibrata e si lotta veramente con cattiveria su ogni pallina, accesissimo derby. È comunque un'altra Pumas rispetto alla Coppa Italia, soprattutto al finale un po' deludente della Coppa Italia, le ultime 2 partite in particolare. La condizione atletica di ambo le squadre pare veramente al top, si viaggia a ritmi molto elevati. Tanto rimessa di seconda per la Pumas sulla battuta Cardelli, poggia Carrieri, Cardelli alza la testa, sfrutta il blocco, poi retropassaggio per Marchetti che apre dall'altra parte per Pezzini, porta il blocco, poi Cardelli riceve all'angolo, ragiona e
Retropassaggio nella metà pista per Marchetti che si invola sulla sinistra, poi pallina deviata da Mattugini, ne è entrato, cade Mattugini, è fallo a detta dell'arbitro Fermi, il secondo per la Pumas, tanto sulla destra Marimmani che serve ottimamente, bellissimo questo cross, si direbbe in cerco calcistico, serve sul secondo palo Motaran, prontissimo nel battere a rete, azione veramente fulminea, un secondo palo eseguito alla perfezione da parte dei ragazzi di Alberto Orlandi ed è il 2-0 ed è il secondo gol dello stesso Motaran, molto in palla questa sera con un missile dalla distanza ed ora con questa deviazione volante sotto misura. Partita decisamente, ma comunque ben giocata sin qua, a parte qualche sbavatura. La Pumas c'è per ora, sperando che la rotellistica non allunghi ulteriormente le distanze e di riacciuffare il prima possibile il risultato. Tanto tiro dalla distanza, poi la pallina batte sul soffitto dopo la deviazione di Tahiti, sarà un ingaggio a 2 da metà pista. Del resto l'avversario ostico, lo dicevamo, ci sono in pista praticamente 3 giocatori di Serie A più altri ottimi compagni come Mattugini e Pardini. Pardini giovane tra l'altro, un buon prospetto, probabilmente già anch'egli appetibile nelle prossime stagioni per 1-1. Marchetti, Cardelli, poi Pezzini alza la testa, serve Cardelli, cerca il forcing personale, scivola ma recupera all'angolo, prosegue nel possesso Cardelli, appoggia Carrieri, sbaglia l'appoggio, non si sono intesi i due, tanto Carrieri deve andare al tiro, mancano 5 secondi e può ripartire. Poi c'è un fallo in attacco per invasione dell'area del portiere, va dell'area del portiere Carrieri. Siamo a 3 falli per parte, parità dopo questo fallo in attacco di Carrieri. Motaran sulla battuta, pronto a ricevere dietro di lui Marimmani. Tanto si schiera Tahiti dopo aver sistemato l'attrezzatura. Marimmani lancia Motaran sulla destra, poi forcing di Motaran, rinuncia al tiro, poi perde la pallina a favore di neoentrato Bigatti che apre ottimamente per Pezzini. Pezzini cerca il dribbling ma fa buona guardia lo stesso Marimmani, poi Mora perde la pallina a favore di Motaran, un po' leggerino Mora su questo controllo. Mattugini cerca la conclusione a una mano velleitaria, riparte Mora che poi non aggancia una seconda volta la pallina. Riparte Marimmani, apre per Pardini che cambia tutto per Motaran sulla destra, tiro alla distanza di Motaran, respinge con i gambali Mecchini che tra l'altro era coperto da diversi giocatori. Ancora di Motaran deviata, Mora prende il possesso della pallina, alza la testa ed apre per Marchetti sulla destra, in profondità per Bigatti all'angolo, alza la testa Bigatti, cerca un compagno libero e poi c'è un fallo in attacco di Pezzini, probabilmente un blocco irregolare, un'ostruzione su Marimmani, un po' ingenuo, ed è il quarto per la Pumas, ancora 3 la rotellistica che conduce per 2-0 sfruttando al massimo le occasioni create,
Due occasioni importanti anche per la Pumas con Carrieri ed un palo, lo ricordiamo, un palo sul rigore per Steccalta di Motarani in area. Tanto entra Pesavento, Giovanni che apre per Mora, poi Mora in profondità per Marchetti in posizione offensiva, ora porta il blocco Marchetti, si incrocia con Pesavento che va a ricevere dalla parte opposta, nulla di fatto, Maremmani, Balestero ne è entrato, tanto per Arroteristica cerca un'apertura che viene deviata, poi Pesavento, Marchetti, non riesce a servire in taglio Mora, un po' in ritardo, riparte Maremmani, azione personale, si accentra, finta di tiro e poi para in due tempi Mechini e poi subito ribaltamento di fronte, Bigatti impegna una parata col guantone Tahiti, Balestero, ribaltamenti rapidissimi, apertura per Maremmani, ma alza la testa Maremmani, serve Mattugini, Pardini, Balestero che cambia tutto per Marchetti, poi ancora una bella triangolazione a servire Balestero che non aggancia, può ripartire la Pumas e lo fa con Marchetti, si accentra Marchetti, cerca il tiro e c'è questo tiro che viene deviato da Balestero in scivolata, dolorante Balestero per la pallinata. Ancora sfrutta il blocco Marchetti, sta affilata rasoterra al lato, Pardini recupera, ritmi elevati, fasi veramente concitati, si lotta su ogni pallina. Forse non ci sarà molto ordine, ma sicuramente tanta intensità espressa da ambo le squadre sino adesso. Vedremo per quanto potranno durare a questo ritmo. Nonostante il pressing asfissiante, non ci sono squadre che si allungano, riescono comunque a coprire ambedue le squadre bene la pista. Quindi una grande prova difensiva fin qua. La sirena avverte che il timeout sta per finire, si schierano i portieri e rientrano i giocatori. Le ultime indicazioni di mister Bertolucci per cercare di riacciuffare questo parziale che vede sotto di 2 reti la Pumas. Bigatti dal vertice basso dell'area di rigore avversaria, appoggia Marchetti all'angolo, poi Marchetti di sponda per Pesavento si accentra, poi serie di finte, non ci sono soluzioni, fa possesso, appoggia Bigatti in dai e vai, cercava il dai e vai Bigatti, poi si possessa della pallina Marchetti che suggerisce un pericoloso filtrante, purtroppo non è andata a buon fine. Ora Marchetti va sulla sinistra, Marchetti poi cerca sul secondo palo Bigatti ma intuisce Pardini, è 3 contro 2, rientra poi Bigatti, decide di ragionare Pardini, poi spara via la pallina alta, non dice niente l'arbitro, vantaggio, poi sta affilata di Mora, respinta da Tahiti, un rovescio potentissimo. Mora retropassaggio, Pardini retropassaggio per Mattugini che si invola sulla sinistra, subisce la pressione di Mora che poi va a combattere all'angolo e impossessarsi della pallina. Marchetti, Mora scambia subito Marchetti, sbagliando tutto l'appoggio, sfuma dunque il contropiede gareggino. Balestero pressato da Marchetti, ancora Balestero va a girare nella propria porta e poi commette infrazione di antigioco.
9 minuti e 43 secondi alla fine della prima metà, risultato ancora sul 2-0 per gli ospiti. 4 falli per la Pumas, a 3 falli la rotellistica. Bigatti per Pesavento. Pesavento cerca di battere sul primo palo Tahiti, che respinge col guantone. Poi Mora gioca di sponda, Mora, e si invola sulla destra, scarica Marchetti. Poi all'altra parte opposta ancora Marchetti per Mora. Marchetti si accentra, cerca una deviazione volante per Bigatti, complicata, ma era buona l'intuizione di Marchetti. Pesavento copre la pallina, apre per Mora, ancora Pesavento, si accentra, serie di finte, va sulla destra, poi appoggia Marchetti, ora in posizione centrale, porta il blocco Marchetti, lo sfrutta Pesavento, appoggia Bigatti in discesa, poi Mora cerca di servire sul secondo palo Marchetti, bellissima triangolazione Verregina, si lotta intanto alla balaustra. Davvero bella, molto bella l'azione, che per un pelo non è andata a buon fine. La Pumas è viva là davanti, manca solo la zampata finale. Marchetti si ferma nel retroporta, poi decide di proseguire, retropassaggio a dare respiro alla manovra per Pesavento, poi porta il blocco, appoggia Bigatti, Marchetti sulla destra, sfrutta il blocco, perde l'aderenza con la pallina, poi serve Mora, 10 secondi alla fine del possesso, sta affilata di Mora che buca Tahiti. C'è stata probabilmente una deviazione o un taglio che ha offuscato la visuale dell'estremo difensore della rotellista, ma ottima la percussione di Marchetti, di Mora, la percussione di Mora con tiro finale potentissimo, e Pumas che accorcia le distanze. Tanto raddoppio su Motaran, Mora è caparbio nel combattere la balaustra, l'arbitro assegna una rimessa di seconda per la Pumas. Marchetti in forcing, va a girare in retroporta, finta di passaggio, poi appoggio a Mora, potentissima staffilata di Mora respinta da Tahiti, poi Mattugini, Balestero 3 contro 2, tiro deviato di Balestero, respinge ottimamente con il gambano Mechini a seguire Marchetti, cerca il forcing Marchetti ma è buona l'interdizione di Alonso, poi Balestero, Mattugini, passaggio deviato da Mora, fase positiva per la Pumas che trova la rete e copre sostanzialmente bene la propria metà pista. 7 minuti e 11 secondi alla fine della prima metà, ancora in vantaggio la rotellistica per 2-1, partita veramente intensa, si lotta su ogni pallina. Direi, mi sento di poter dire che è la prima gara giocata a ritmi così alti, probabilmente è la fase di picco da un punto di vista atletico nella stagione da parte di ambo le squadre, che le velocità sono sicuramente imparagonabili con quanto visto finora al Dorando Petri. Le ultime indicazioni di Mirko Bertolucci, che aveva chiesto il time out. Si può dunque riprendere le ostilità. Sulla battuta Pesavento, Mora di sponda per Bigatti, poi Pezzini sulla destra, Mora
c'ha il Pertugio, finta di tiro, Pezzini, poi cerca un filtrante improbabile per Bigatti, sbaglia tutto Mora, riparte Bruno Alonso, va a girare retroporta, è veramente difficile da marcare il giocatore argentino, dotato di un possesso palla ubriacante, testa alta e pallina incollata alla stecca, pattinaggio notevole, poi tiro in girata di Mattugini, respinto da Mecchini con il guantone, quindi pericolosa questa conclusione camaiorese. Pesavento, poggia Mora, scambia con Pezzini, poi ancora con Pesavento, siamo con Pesavento sulla destra, sfrutta il blocco Pesavento, non ci sono soluzioni, quindi appoggio a Mora, poi in profondità per Bigatti che risale, alza la testa, ci sta il tiro, poi cerca un passaggio non look per Pesavento che non ci ha creduto abbastanza. No, questo era un anticipo netto sulla pallina da parte di Bigatti, è un peccato. E dunque aggancio da parte di Bigatti, giudicato così dall'arbitro. Sembrava un intervento netto sulla pallina, peccato. Ma tant'è, lo specialista Alonso si presenta al dischetto, vedremo se deciderà per un avanzamento. Giocatore dotato di una tecnica importante, con la sua serie di ganci ubriacante. Tanto Alonso, palo di Alonso, sfortunato, ma fortunata la Pumas. Ottima l'esecuzione, era un palo a portiere praticamente battuto. Pesavento subisce il raddoppio camaiorese, poi tiene la pallina contro la balustra e quindi rimessa di seconda per la Pumas, per Rotellistica. Mattugini alza la testa, è superiorità numerica per la Rotellistica, poi Raffaelli, Alonso, percussioni di Alonso, respinge Mechini, poi Pesavento va a fare possesso, scarica a Pezzini, cerca di perdere tempo la Pumas, poi sbaglia l'appoggio Oscar Mora, un po' frettoloso questo passaggio, non era estremamente pensato. Poi ancora Mattugini, cambia tutto per Alonso, ha il tiro, respinge Mechini, apre per Mora, decide di sparare via la pallina ingenuamente perché nessuno lo pensava. Un po' di nervosismo, bisognerebbe gestire queste palline con più tranquillità, se non si è sotto il pressing avversario. Invece ha sparato via la pallina Mora. Tanto ancora Pezzini che regala la pallina al momento all'avversario. Motaran, Mattugini subisce la pressione di Mora, poi ancora Alonso, rasoterra per Mattugini che cerca sul secondo palo Raffaelli in girata. Ora Mora gestisce per i suoi, pattina e si invola sulla destra, prosegue la sua corsa sulla destra, va a girare in retroporta, pressato da Mattugini, poi tiene la pallina contro la balaustra, rimessa di seconda per la Rotellistica. Chiede di ritornare in pista, c'era un piccolo concilabolo presso la panchina della Pumas, chiede di ritornare in pista Fermi. 3 minuti e 47 secondi alla fine del primo tempo, risultato ancora sul 2-1 per la Rotellistica, che è in superiorità numerica, una superiorità numerica comunque che è prossima alla conclusione, immagino. Pallina alta, sparata da Motaran. L'arbitro indica che l'esatto punto in cui la pallina
ha raggiunto i 1,50 m nella metà pista avversaria. Marchetti, è ristabilita intanto la parità numerica. Pezzini, poi cincischia con la pallina Pezzini, Raffaelli poi ribatte, Motaran, poi Alonso cercava a rimorchio in discesa Raffaelli, che poi perde la pallina a favore di Pesavento, che è spinto da Raffaelli. Mora, Pezzini, di sponda poi Mora per Marchetti. Marchetti all'angolo, alza la testa, appoggia nel retroporta a Pesavento e poi gioca di sponda con questo retropassaggio per Pezzini. Poi lancio a cercare la deviazione da parte di Pezzini, nulla di fatto, la pallina va alta e riparte la rotellistica con Mattugini che batte a favore di Bruno Alonso, poi Motaran, Mattugini sbaglia l'appoggio, riparte Pesavento, poi scarica per Pezzini, passaggio sbagliato, poi c'è Mora tutto solo che chiedeva la pallina in mezzo all'area, ma era di spalle Pezzini, pressatissimo. Ora Mora porta il blocco, Mora, scambio con Pesavento che gira tutto per Marchetti, discende Marchetti, ha il tiro, appoggia Mora, poi Pezzini, ancora per Marchetti tutto solo, perde l'attimo per il tiro, poi ancora Pezzini, staffilata deviata, riparte Motaran per la rotellistica, 3 contro 3, staffilata di Motaran, deviata. Ha presa l'arbitro. Pallina che va ad impigliarsi nella rete superiore. Cioè, dunque un cambio pallina obbligato. Due minuti e un secondo alla fine del primo tempo. A 6 falli la rotellistica, a 4 la Pumas Ancora, risultato ancora sul 2-1, partita vivacissima. Vivace e sostanzialmente equilibrata, con buone occasioni per ambo le parti, non moltissime perché queste difese si annullano a vicenda. Intanto c'è questa schiaccia che non impensierisce Mecchini sul primo palo, poi cerca di bucare la difesa Mora ma perde aderenza con la pallina. Chiedono di girare la palla con velocità dalla panchina della Pumas, poi percussione di Pesavento, Maremmani cerca il testa a testa, provvidenziale l'intervento di Marchetti su questo possibile contropiede, ha sventato un'occasionissima. Intanto Motaran nella prima metà pista appoggia Maremmani, porta il blocco, poi Maremmani sbaglia l'appoggio, poi Mora cade, Bigatti, Marchetti, cambia tutto per Pesavento, appoggia ancora Bigatti che risale, porta il blocco, prosegue Bigatti e poi sbaglia il retropassaggio che costringe ad un lancio dalla lunga distanza Mechini per evitare l'antigioco. Mattugini privo di marcatura, tiro deviato, la palla ha toccato il soffitto, si riprenderà come ingaggio a 2 da metà pista dunque. Ingaggio a 2 Maremmani e Bigatti, c'è un warning, anzi un giallo per Marchetti per proteste. Bigatti appoggia Mora, poi c'è questo lancio in profondità, velleitario da parte di Mora, velleitario questo lancio, da evitabile,
poi scivola Motaran, fischia il fallo l'arbitro, un po' generoso Fermi che si prende le reprimende del pubblico di casa, poi ora non fischia questo fallo, poi c'è la staffilata di Mora deviata. Marchetti, 20 secondi alla fine del match, provvidenziale il recupero di Alonso che va lancia in contropiede Maremmani, appoggia a Motaran, poi in profondità per Alonso che sbaglia tutto, fortunatamente per la Pumas. Bella la triangolazione camaiorese, tanto Mora sulla sirena tira deviato. Partita frizzante, ricca di azioni velocissime, ribaltamenti di fronte. Questo Pumas ancora rotellistica che si chiude sul 2-1 e noi ci risentiamo per il secondo tempo fra 10 minuti.
Tutto pronto per il secondo tempo. Pumas, rotellistica. Risultato ancora fermo sul 2-1 a favore della rotellistica. Partita combattutissima sin qua, ritmi mai visti in questa stagione qui al Dorando Petri. Vedremo se i ragazzi di Mirko Bertolucci riusciranno a racciuffare il risultato, ma l'avversario è davvero di tutto riguardo, lo ricordiamo, una candidata alla vittoria del girone di Serie A2. Carrieri sulla battuta. La Puma schiera Carrieri, Cardelli, Pezzini, Marchetti e Mechini, mentre per rotellistica Tahiti, Motaran, Maremmani, Pardini e Bruno Alonso. Tanto lanciato in profondità, Pezzini dice no con la spalla. Tahiti, subito pericolosissima la Pumas in questo avvio, occasionissima. È mancato tanto così per battere il portiere sul secondo palo. Finta di Cardelli, appoggio a Carrieri, inversione di Carrieri che alza la testa, poi appoggia Marchetti. Marchetti si accentra, sfrutta il blocco e poi scarica Pezzini nella propria metà pista. Ancora Marchetti, ancora il blocco di Pezzini, palla che si stampa sui gambali di Motaran e qui c'è rinuncia al cartellino l'arbitro che sta allungando la mano. È il sesto fallo per la Pumas. Bruno Alonso, Pardini, Motaran ancora a scambio con Pardini, poi forcing di Pardini, interdetto da Pezzini, si possessa della pallina Cardelli. Cardelli in percussione decide di ragionare con un retropassaggio per Pezzini. Carrieri scarica per Marchetti, ancora Carrieri, poi appoggio a Pezzini, fa possesso, alza la testa e subisce la pressione di Motaran che gli ruba la pallina, poi cade Motaran, nulla di fatto per l'arbitro che ha sin qui adottato, è brutto dirlo, tanto tiro di Marchetti sul primo palo, è brutto dirlo dicevo, ma ha adottato una certa logica compensatoria che ha lasciato un po' perplessi nella prima metà. Bruno Alonso, ancora Bruno Alonso fa possesso nonostante si fosse allungato la pallina, poi Motaran si invola sulla sinistra pressato da Marchetti, retropassaggio per Maremmani per Pardini che triangola con Bruno Alonso, retropassaggio a dare respiro alla manovra intanto per Maremmani che sfrutta il blocco, lancia in profondità Bruno Alonso che è incerto nel controllo, poi prende il palo e cerca un'alza e schiaccia per battere un Mechini che era già sdraiato. Cardelli, Carrieri per Marchetti per Pezzini che risale, alza la testa, gioca per Marchetti ancora, porta il blocco, poi va dalla parte opposta Marchetti, dalla parte opposta al blocco intendevo. Pezzini, retropassaggio per Cardelli. Sono chiuse le maglie della difesa camaiorese, siamo allo scadere del possesso. Suggerimento rasoterra per Carrieri da parte di Pezzini, non è riuscito a girarsi per tirare da posizione privilegiata Carrieri, ma è viva là davanti la Pumas. Tanto percussione di Marchetti in pressing, poi non fa la manovra Cardelli, non ha accompagnato Marchetti sul secondo palo, peccato, era bella l'intuizione di Marchetti. Pardini intanto per Motaran che devia a volo e manda alto la pallina. Pezzini cerca il lancio in profondità, pallina deviata, poi ancora Pardini pericolosamente in girata, ha dato il pattino l'arbitro o no? Era una pallina alta forse, ok.
di sponda per Cardelli in percussione sulla destra, poi Carrieri all'angolo, di sponda per Marchetti nella propria metà pista. Marchetti si invola sulla destra, decide dell'azione personale, non riesce a spizzare la pallina a dovere, poi pallina deviata da Bruno Alonso. Pezzini sfrutta il blocco, poi prosegue sulla destra, fa inversione e decide di ragionare con questo retropassaggio per Marchetti. Marchetti, staffilata deviata da Carrieri, tutto solo, ora servito sul secondo palo, non riesce a chiudere a rete, fa una guardia con i gambali Tahiti. Occasionissima per la Pumas con Carrieri che non è riuscita ad alzare a sufficienza la pallina, poi Pardini in discesa a rimorchio, tiro alto, è viva la Pumas là davanti, manca solo la rete del pareggio. Poteva fare qualcosa di meglio forse Carrieri in quell'occasione. Tanto la pallina è andata al di là della balaustra, difficoltà nel recupero da parte di Cardelli che poi riesce. Tanto rimessa di seconda per la rotellistica. Pardini sulla battuta, Motaran sfrutta il blocco, poi appoggia Maremmani che lancia in profondità Bruno Alonso. Bruno Alonso fa inversione, batte sul primo palo, trova il primo palo, è fortunata la Pumas in questa occasione, ma comunque era ben posizionato Mechini. Lancio insidioso di Motaran, ancora Bruno Alonso pericoloso con questi alzi e scaccia, fa buona guardia ancora Mechini. Marchetti poi subisce la pressione di Bruno Alonso, recupera Cardelli che cerca di bucare l'avversario, poi riparte la rotellistica con questo tiro sbagliatissimo fortunatamente per la Puma da parte di Pardini, testa a testa con Maremmani da parte di Carrieri, poi braccato da Maremmani, apertura per Motaran. Ancora Motaran prosegue sulla destra, pressatissimo. Mora è 2 contro 2, anzi 3 contro 2. Mora sbaglia l'appoggio no look. Ci vuole precisione in queste occasioni. Sbagliato su tutto il tempo del passaggio. Sono poi occasioni che mancano. Marchetti incerto nel controllo. Forse c'è anche un po' di stanchezza per questi ritmi sin qua elevati. Poi in profondità per Mora che risale, dà respiro alla manovra con un retropassaggio per Pezzini che cerca in profondità Carrieri, percussione di Carrieri che appoggia a Pezzini, bisogna tirare e lo fa Pezzini impegnando una deviazione con la stecca l'estremo difensore Tahiti. Riparte Pardini sulla sinistra, cerca il dribbling in alza e schiaccia, poi perde la pallina a favore di Pezzini che è solo contro la difesa camaiorese. Poi di sponda Pezzini per Carrieri che gira tutto per Mora. Poi Carrieri è comunque molto attenta alla difesa della rotellistica in questa fase. Mora, finta di tiro, discesa dalla balaustra, poi si ferma, gli ruba la pallina a Bruno Alonso. Pardini ragiona e appoggia Bruno Alonso, poi Motaran, Bruno Alonso per Maremmani, ora Bruno Alonso, giro a 3 per i giocatori della rotellistica, è pronto all'uscita su questo buon tiro di Pardini. Mechini che para con i gambali, 2 contro 2, Carrieri, serie di finte, decide di ragionare. Marchetti, staffilata di Marchetti, para Tahiti, non facile parata, a 30 cm d'altezza, poi c'è questo lancio in profondità per Motaran che è all'angolo, alza la testa, sfrutta il blocco, anzi perde la pallina. Carrieri in forcing, poi cade, l'arbitro ci pensa e poi decide di combinare il rigore.
e dà anche un blu, anzi un giallo, dà un giallo a Motaran. Quindi occasione del potenziale pareggio per la Pumas. Che ha già fallito una massima punizione con Mora nel primo tempo. Questa è la seconda. Marchetti. Marchetti sulla battuta. Parata. Poi in seconda istanza ancora Tahiti che spara via la pallina con la stecca. Bigatti all'angolo, alza la testa, trova Carrieri in uscita da retroporta. Carrieri a serie di finte, poi di sponda per Marchetti nella propria metà pista. Mora va a girare retroporta, scambia con Carrieri che risale, poi Marchetti porta il blocco. Carrieri sbaglia tutto Carrieri con questo tiro, ma c'è Mora sulla ribattuta dalla balaustra che tira in girata, cercava un secondo palo. Tanto pressione di, sembrava regolare la pressione di Marchetti su Matugini, ma non è così per l'arbitro Fermi, ed è il settimo fallo per la Pumas. Bruno Alonso, serie di finte come suo solito, appoggio a Maremmani, porta il blocco, poi Bigatti sulla linea di passaggio e non riesce a dare la zampata finale, è messo giù da Motaran, poi a sua volta messo giù Motaran. L'arbitro fischi qualcosa per favore, ne sono accadute 3 in rapida successione. Poi le proteste di Motaran. Maremmani. E qui l'arbitro sta mediocre. Marchetti. Mora nella propria metà pista. Staffilata di Mora, prende i gambali di Motaran. Poi pressione e dà il blu. Il blu su questo fallo che sembrava più che altro un fallo di squadra, ma tant'è. Un po' di confusione per l'arbitro Fermi che assegna il blu su un fallo di squadra. Dunque blu è di inferiorità numerica per la rotellistica. Pezzini, lo specialista dei tiri diretti per la Pumas. Pezzini, vediamo se deciderà per un tiro di attenzione, un avanzamento. Avanza Pezzini, serie di finte e poi prende il palo esterno per Pezzini. Bigatti intanto, Mora, Bigatti ancora, poi Pezzini, perde l'attimo, ancora Marchetti, è superiorità per la Pumas. Mora, poi c'è una sostituzione in corsa, Carrieri, giocatore dotato di un ottimo palleggio, giustamente schierato da Mirko Bertolucci. Poi gioco a 2 fra Mora e Carrieri,
cercare di eludere la difesa camaiorese. Porta il blocco Mora, lo sfrutta Marchetti, scarica per Carrieri, poi alza e schiaccia Mora. È bellissima questa azione di Mora in alza e schiaccia, ma anche bello il fraseggio antecedente. Poi scivola Mattugini, nulla di fatto per l'arbitro. Marchetti, Mora, Carrieri perde la pallina a favore di Motaran, si invola Motaran in 2 contro 1. Mattugini spara alto, questa conclusione. Di Gatti sbaglia il lancio per poi Bruno Alonso scivola e poi ancora Di Gatti davanti a porta, perde l'attimo per il tiro. Fasi concitate, Pumas che meriterebbe qualcosa in più, ma tant'è. Poi ancora Tahiti respinge il tiro di Mora. Carrieri per Marchetti, ancora respinta con il guantone dalla parte della stecca di Tahiti. La superiorità numerica è stata giocata dalla Pumas, ma ha trovato davanti a sé un maiuscolo Tahiti. Molte le occasioni per la Pumas, ma il tabellone è ancora fermo sul 2-1. Poteva capitalizzare in modo sicuramente più pesante questa superiorità numerica la Pumas, che l'ha comunque ben giocata, andando al tiro in diverse occasioni. (13 minuti e 33 secondi alla fine del match), 7 falli per parte. Tanto si chiede di pulire la pista della panchina della rotellistica. Allora. 13:38. Doveva entrare a 13:38. Doveva entrare? 13:38. E quindi può entrare? Sì. Avevo comunicato. È terminata la superiorità numerica, a quanto pare. È terminata. L'aveva detta la ragazza, Albe. La ragazza lo sapeva. Neanche lo devo fare entrare io. Sì. Si erano scordati di inserire il giocatore in parità numerica dalla panchina del Camaiore, quindi era già scaduto da 5. Sì. Infatti 38 era il tempo. Sì, la superiorità numerica era terminata da 5 secondi, ma dalla panchina della rotellistica, a cui era stato indicato il tempo di rientro, si erano scordati di inserire il giocatore. Fatto curioso, ma tant'è. Tanto tiro pericolosissimo di Mora, deviato. Marimmani, Motaran, Mattugini, Bruno Alonso, un giro a 3 questo per la rotellistica, che continua a ruotare nella metà pista. Poi il lancio in avanti per Mattugini, pallina deviata. Mora sulla sinistra, non riesce a passare la difesa, riparte Marimmani, percussione di Marimmani, staffilata, deviata. Può ripartire Mora dopo l'apertura di Mechini. Marchetti, Olivieri intanto ne è entrato. Pesavento, squadra giovanissima a questo punto, con 2 giovanissimi in pista. Poi c'è questo fallo di Pesavento su Bruno Alonso.
8 falli per la Pumas, a 7 ancora la rotellistica. Risultato ancora fermo sul 2-1 nonostante le molte occasioni avute per la Pumas, che ne ha decisamente avute di più della rotellistica in questi ultimi minuti, non solo in superiorità numerica. Mattugini intanto nella propria metà pista, Pardini, e lamenta un colpo al volto Mattugini. Probabilmente è un tocco fortuito con la stecca mentre si stava girando. Lamenta una gomitata dal gesto, una gomitata Mattugini. Onestamente non ho visto, era molto veloce l'azione. Si rialza fortunatamente Mattugini, può proseguire l'azione. Motaran. Mattugini perde la pallina a favore di Bigatti, che è imposta per i suoi, appoggia Marchetti. Poi blocco per Marchetti e lo sfrutta, poi perde la violenza con la pallina. Era gioco da terra non sanzionato dall'arbitro. Marchetti, Bigatti nel retroporta. Poi c'è questo bellissimo passaggio dalla parte opposta per Olivieri, che non riesce a dare la zampata finale. Ancora Olivieri perde la pallina, ma è presente Pesavento e la recupera per la Pumas. 7 secondi alla fine del possesso, pressione di Motaran, poi ancora Motaran alla balaustra. Pesavento, Bigatti, scarico per Olivieri. Ancora Olivieri decide di ragionare, si fa rubare la pallina da Pardini. Poi c'è un time out ancora per la rotellistica. No, è vero, l'ha detto loro. Ho sentito time out. Perché pensavo fossero ancora di qua, invece sono. Fase ricca di interruzione, l'ultima fra time out e cadute, il che ha permesso alle due squadre di respirare. 8 falli per la Pumas, a 7 ancora la rotellistica. 11 minuti ed 11 secondi alla fine del match. Conduce la rotellistica per 2-1. Partita equilibrata, forse con qualche punto in più in termini di occasioni gol negli ultimi minuti per la Pumas, che però non è riuscita a capitalizzare quanto creato. Fa molto freddo questa sera nell'impianto del Varignano. Temperature artiche, almeno per gli standard viareggini. La sirena dice che si può ripartire e vedremo se la Pumas riuscirà ad acciuffare il risultato in questi 11 minuti finali. Pardini e Motaran sulla battuta. Motaran di sponda per Mattugini, pressato da Pesavento. Mattugini fa possesso alla balaustra, poi perde la pallina a favore della Pumas. È ingaggio a 2 o no? La pallina ancora per la rotellistica, probabilmente l'aveva trattenuta il giocatore della Pumas. Pardini di prima intenzione a cercare Mattugini, ma capisce tutto Marchetti con grande intelligenza tattica
ed apre per Pesavento, poi ancora Marchetti sulla destra, Olivieri in profondità, batte Marimmani e poi è agganciato vistosamente dall'avversario. Incredibile, un aggancio feragostiano. Poi Pesavento fa possesso con grande caparbietà nel retroporta, ma poi Motaran ci mette una pezza e recupera la pallina Pardini, poi sbaglia il passaggio su Motaran. Pardini è ancora a fasi concitate dove la pallina va un po' da una parte e un po' dall'altra. Pardini all'angolo, risale giocando a una mano per Motaran. Marimmani, Pesavento apre per Olivieri che a sua volta appoggia a Pesavento. Bigatti all'angolo, alza la testa, appoggia nel retroporta per Olivieri, poi Olivieri retropassaggio a dare respiro alla manovra per Pesavento che sfrutta l'incrocio con Marchetti, ma è nulla di fatto, è molto attenta alla difesa camaiorese. Poi finta di tiro filtrante per Olivieri, intuisce tutto Marimmani che imposta per i suoi, apertura per Mattugini, poi Pardini sulla destra, si accentra, Motaran, finta di tiro, poi esegue il tiro insidiosissimo, parato con grande stile da Thomas McKinney. Sembra tutto facile, ma così non è. Bigatti intanto fa possesso nel retroporta, risale, poi appoggia Pesavento, ma c'è un misunderstanding in cui i giocatori lasciano la pallina a Motaran. Poi c'è questo violentissimo tiro di Motaran per McKinney che para con il gomito sul primo palo, era anche fuori equilibrio per un attimo, ma è riuscita a riprendersi e a parare questo missile, parata notevole. Tanto Olivieri all'angolo, poi Bigatti si ferma nel retroporta, alza la testa, risale, incrocia con Olivieri, poi tiro insidioso, grande scelta di tempo in questo tiro, ma è vigilissimo Tahiti che para con la spalla. Olivieri anticipa, azione personale, appoggio in girata e poi triangolazione per Pesavento che ha fallito un tiro super invitante, non ha trovato la porta in questa superiorità la Pumas. Fasi concitate, poca precisione e un po' di stanchezza fanno sì che la Pumas non sia riuscita ad arrivare con la debita lucidità a chiudere questa situazione di superiorità numerica di fronte a Tahiti. Pardini, Marimmani poi scambia con Pesavento, con Motaran, poi Pardini cerca il tiro a una mano di prima intenzione, ma chiude sul primo palo McKinney. Poi Marimmani, Mattugini riceve la pallina all'angolo, subisce la pressione di Pesavento, viene in aiuto Marimmani che gira nel retroporta, serie di finte, poi cerca un tiro a una mano in scivolata, in caduta. Bigatti, apertura per Pesavento che era troppo arretrato, poi Cardelli, Olivieri nel retroporta, aspetta la discesa di un compagno, poi si stacca dal retroporta e risale, retropassaggio per Cardelli, staffilata alta di Cardelli. 6 minuti e 36 secondi alla fine del match, risultato di 2-1 per la rotellistica, 8 falli per la Pumas, fermo a 7 ancora la rotellistica, partita tiratissima. Raffaelli ne è entrato, si stende McKinney, non ho capito se l'ha deviata, poi deviazione al di là della linea di rigore che vale la rimessa di seconda per la rotellistica. Si lamenta per le disattenzioni in fase difensiva Thomas McKinney. Pardini aspetta la discesa di un compagno, si
si fa vedere Motaran, ma è marcatissimo da Olivieri. Poi ancora Pardini appoggia a Bruno Alonso. Motaran, forcing di Motaran, serie di finte, poi ancora finte, poi cerca un appoggio, trova sul secondo palo di sponda Bruno Alonso. Ecco Alonso che è pericolosissimo da retroporta. Pardini in velocità sulla sinistra, si accentra, sbaglia l'ultimo tiro fortunatamente per la Pumas, poi si combatte all'angolo, una coltre di stecche e poi si lamenta, chiede il fallo su Mattugini. Cinque minuti e 43 secondi alla fine del match. Partita ancora tutta da recuperare per la Puma, sotto di 2-1. Ha dimostrato comunque che è viva là davanti e che può farcela anche contro questa formazione che è candidata, lo ripetiamo, alla vittoria di questo girone di Serie A1. Un roster di tutto riguardo, quello della rotellistica. Intanto la Pumas è salita a 9 falli, quindi ci sarà la spada di Damocle del nono fallo. Cosa cazzo vai a parlare con questo regolamento qui? Dio merda! Ok, perdita, un fallo, nono fallo combinato per proteste, per perdita di tempo sulla battuta avversaria. Blu per proteste, non sono riuscito a vederlo, scusate, è stato un blu per proteste, quindi inferiorità per la Pumas che ora si complica la situazione. Tanto Cardelli con caparbietà fa possesso, Bigatti gira per Carrieri appoggia Cardelli cerca di passare fra le maglie, poteva passarla Carrieri, un po' ingenua questa decisione da parte del giocatore della Pumas, c'era tutto solo Carrieri che poteva gestire. Tanto Bruno Alonso, si è complicato le cose la Pumas con questo gruppo protesta in un momento in cui c'erano tutte le carte in regola per recuperare. Bruno Alonso, tiro, va al lato il tiro, forse deviato. Motaran, Alonso, scambia con Mattugini, poi Pardini, serie di finte, poi cerca Alonso sul secondo palo che riesce a ricevere, ottima triangolazione camaiorese, poi Bigatti sulla destra, si invola, si accentra poi, e poi c'è una caduta di Gatti che a questo punto poteva valere un blu, perché la pallina era da tutt'altra parte e la caduta non poteva essere che avvenuta in seguito a un aggancio, ma diciamo che la logica compensatoria portata sin qui avanti dall'arbitro Fermi fa sì che questo blu non venga assegnato. Metro un po' incomprensibile questa sera. Ed è l'8º fallo per la formazione del Camaiore, quindi ancora in zona di sicurezza rispetto al bonus dei 10 falli. Non così invece la Pumas Ancora, che ha la spada di Damocle del nono fallo e una partita da recuperare. Protesto. Bigatti intanto è pronto a caricare la staffilata, chiede la distanza e poi riesce a scagliare un rasoterra comunque insidioso
su cui si oppone la stecca dei Tahiti, pericoloso. Pardini, Alonso, Pardini, ancora Alonso in posizione bassa, poi Motaran, Pardini ha il tiro, lo trova e risponde con grande scelta di tempo McKinney. Poi la triangolazione camaiorese vale il 3-1 siglato sul secondo palo da Bruno Alonso. Superiorità numerica decisamente ben giocata dai ragazzi del Camaiore, che allungano per il 3-1. Azione giocata da manuale e in velocità. Non ci voleva questa inferiorità numerica alla fine della partita, peccato, perché la Pumas aveva tutte le carte in regola per recuperare, viste le molte occasioni create. E ora si fa dura, 9 falli e almeno 3 reti da recuperare, 2 reti da recuperare per strappare il pareggio. Taglia l'appoggio Motaran, e in ritardo, anzi in anticipo, troppo in anticipo Pardini sulla girata di Motaran, il passaggio in girata. Intanto Maremmani, lancio in profondità per Pardini che cambia tutto per Motaran, poi scivola, non c'è niente per l'arbitro, apertura per Pezzini, poi cambia tutto Pezzini per Mora, finta di tiro per Mora, perde l'attimo, poi di sponda per Pezzini, Mora nella propria metà pista. Carrieri all'angolo, appoggia Bigatti che cicca il controllo. O forse c'è stata una deviazione avversaria. Indica l'esatto punto di battuta l'arbitro. Poi si riprende con Carrieri per Mora. Tiro di Mora ribattuto. Motaran imposta per i suoi, cerca in profondità Bruno Alonso, poi Pezzini riparte, imposta per i suoi, apre per Mora, Bigatti sulla sinistra, alza la testa, appoggia a Carrieri tenta il forcing, si accentra, sta affilata, un po' deviata, ma è uscito un rasoterra su cui fa buona guardia a Tahiti. Alonso, tiro deviato. E c'è time out a 2 minuti e 28 secondi alla fine. È partita complicata, soprattutto a seguito delle proteste di Marchetti che sono valso il blu. C'erano tutte le carte in regola per tentare un recupero sul 2-1, ma è girata decisamente a sfavore della Pumas, che ha subito il terzo gol su inferiorità numerica. Dunque rimessa per la rotellistica, c'era stata una deviazione della Pumas. Pardini, retropassaggio per Maremmani nella prima metà pista, scaglia la palla in profondità dove nessuno dei suoi si fa trovare, riparte ed imposta per i suoi Carrieri. A 2 minuti e 10 secondi dalla fine del match. Pezzini, poche soluzioni, poi si lancia sulla sinistra Mora,
raddoppiato, gioca di sponda e poi riappoggia Pezzini, finta di tiro, poi tiro ribattuto con la stecca agevolmente da Tahiti. Maremmani per Bruno Alonso, all'angolo pressato da Carrieri. Ora Bruno Alonso pressato all'angolo, Pezzini, lamentano un blocco irregolare e ottengono il fallo per blocco in movimento a giudizio dell'arbitro Fermi, ed è il decimo fallo che può valere un potenziale 4-1 a 1 minuto e 15 secondi dalla fine. Peccato, un risultato comunque che punisce oltre misura i ragazzi di Mirko Bertolucci in questa serata, in cui comunque erano rimasti attaccati al 2-1 fino a 5 minuti dalla fine, con buone occasioni gol, purtroppo non sfruttate, sia su azione che su tiro diretto. Pardini intanto, finta di tiro, avanzamento, poi si sdraia Mechini, riesce a interdire l'azione di Pezzini, poi Carrieri che subisce fallo, è il nono della rotellistica a 1 minuto dalla fine. 4-1, partita decisamente irrecuperabile. Pesavento, sta affilata la distanza, deviazione sotto misura di Carrieri, pallina fuori, riparte Carrieri, Pesavento, cerca un tiro accompagnato Pesavento, c'è Bigatti che cerca di impossessarsi della pallina, ma poi Maremmani riparte, perde la pallina a sua volta a favore di Pezzini. Ora Pesavento, sotto gamba anzi forse spizzata di Pezzini, che non va a buon fine. 20 secondi alla fine del match. Maremmani cade, forse ci poteva stare un rigore, nulla di fatto per Pumas, ferma tutto l'arbitro per sincerarsi delle condizioni dei giocatori. Uno scontro casuale, non c'è stata alcuna cattiveria da nessuna delle due parti. Pezzini e Pesavento sulla battuta. Pezzini appoggia Pesavento che non aggancia, e 10, 9, 8, 5 secondi, Pezzini che scaglia la pallina sulla sirena, e si chiude qua questo terza giornata Pumas Ancora Rotellistica Camaiore, in cui la Rotellistica ha battuto la Pumas per 3-1, partita combattutissima ed equilibratissima quantomeno fino a 5 minuti dalla fine. Poi una espulsione, ha giocato un brutto tiro a 5 minuti dalla fine ai ragazzi di Mirko Bertolucci, che sono passati in svantaggio, poi sono stati costretti a scoprirsi per la successiva superiorità della rotellistica. Quindi 3-1. Passiamo ora ai saluti delle due squadre, sia al pubblico che fra di loro. Bella partita comunque, molto accesa e di grande intensità sul piano atletico. Non si sono risparmiati i giocatori in pista questa sera. Proseguono i saluti.
Tanto dopo i saluti al pubblico, sconfitta amara per i ragazzi di Mirko Bertucci che ci hanno creduto fino in fondo, poi è girata male un po' anche per responsabilità proprie, visto il blu, per le proteste. Quindi possiamo chiudere qua questo Pumas Ancora rotellistica 1-4 valevole per la terza giornata 1-3, scusate, 1-3 valevole per la terza giornata di Serie 1 Girone B. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri. Da qui è tutto, ci risentiamo per la prossima gara casalinga. Buon Natale e buone feste.